Oggi siamo qua in giro per Sottomarina, abbiamo trovato per caso l'amico consigliere regionale e comunale Marco Dolfin. Siamo proprio fatalità, l'ho chiamato perché insomma avevo piacere di vederlo, dopo spiegherò perché. E fatalità siamo scende e mi viene una domanda spontanea. Allora, io sinceramente l'ho già detto più volte, sono a favore dei balneari, lo dico, l'ho sempre detto, qualcuno mi ha detto ma sei di parte, sarò di parte, ma considero che i balneari, con tutte le problematiche che ci sono dovute al tempo, dovute alla Bolkestein, dovute a tutta una serie di cose, vanno tutelati, ma non perché sono balneari, perché hanno un'attività importante e sinceramente sono anni e anni che sono in grande difficoltà. Tu da consigliere comunale e regionale e che sei attento a questa materia vorrei avere un tuo parere, perché ho visto anche pareri un po' diversi in consiglio comunale. No, ma io credo che la battaglia della Bolkestein, che nasce da lontano e che è vergognosa questa vicenda che non abbia ancora trovato un fine, proprio per dare una risposta importante al tema appunto di balneari. E questo la dice veramente lunga. Io mi auguro appunto che si vada a conclusione nell'interesse generale di tutti, perché i balneari non hanno paura di affrontare le gare, ma vogliono avere delle certezze ovviamente nel loro operato degli anni, di quello che hanno investito sulle loro strutture, e dunque ci deve essere un riconoscimento dei indennizi e anche del lavoro che è stato fatto, delle manovalanze, di tutto quello, dei miglioramenti che hanno fatto su qualche cosa che poi tra l'altro non è neanche loro, perché alla fine è sempre stato dello Stato, del demanio e quant'altro. Dunque figuriamoci se noi non possiamo non essere dalla parte dei balneari, ci mancherebbe altro. Ripeto, una nota dolente questo aspetto appunto che il governo non sia ancora riuscito a dare finalmente una risposta concreta e incisiva su questo tema. Permettimi Andrea, voglio ricordare che a livello veneto il comune di Chioggia, che ben se ne dica altri comuni amici per carità magari del Veneto orientale, però il primo comune che ha cominciato veramente a utilizzare la legge 33 ed è veramente un salvagente in questo momento di vuoto amministrativo e legislativo su questo tema, è stato il comune di Chioggia ancora nel 2013. Dunque è veramente da sottolineare questo aspetto, perché adesso qualche comune del Veneto orientale magari dice utilizziamo la 33, ma al tempo era un po' titubante a utilizzarla. Adesso si fanno tutti quanti, diciamo così, ciceroni e funzionali. Detto questo, mi riallaccio anche alla polemica che è uscita in questi giorni sulla zozzozzeria, diciamo così, che abbiamo visto, la pattumiera su alcune parti della nostra spiagge libere soprattutto, dopo il Ferragosto. Se questo è il modo di pensare delle spiagge libere, non ci siamo. Allora a questo punto è meglio assegnarla a qualcuno, nonostante tutto. Ricordiamoci che noi rispettiamo i parametri, dunque siamo anche superiori al 20% di spiaggia libera, però è ovvio che le spiagge libere qualcuno le deve mantenere. Già il fatto stesso che noi come comune comunque garantiamo, attraverso le associazioni di categoria, garantiamo la sicurezza, che non è cosa da poco, e guarda caso tanti annegamenti sono avvenuti in quelle zone e grazie alla prontezza dei nostri bagnini sono riusciti appunto a salvarli e a metterli in sicurezza. Figuriamoci se non ci fosse stato questo servizio, che non è un servizio obbligatorio sulle spiagge libere, attenzione, e dunque a maggior ragione noi offriamo anche questo tipo di servizio. Ci vorrebbero però più attenzione da parte di chi utilizza queste spiagge libere, che arrivano con le sdraie, arrivano con le loro mercanzie, ma non possono pensare di lasciare poi un putidrume, come abbiamo già visto, veramente una discarica a cielo aperto. Questo non è ammissibile, perché poi dopo ne va dell'immagine della nostra città, dei nostri stabilimenti, quelli che pagano le concessioni e quant'altro. Dunque questo non è ammissibile anche nei confronti appunto di tutti i balneari, di tutte le realtà che vivono e sono presenti e operano sul nostro territorio. Ecco, io ti ho cercato perché so che oggi è il tuo compleanno, quindi ti faccio gli auguri, so che hai 53 anni, posso dire, non è che ci Grazie Andrea. Ecco, però vorrei dire una cosa importante. Allora, il Marco Dolfin, qua non è un intervento da ruffianamento, da come si dice, endorsement. Allora, è consigliere regionale. A mio avviso, lo dico, mi sono battuto fortissimo perché avessimo più consiglieri regionali possibili. Noi abbiamo 3 consiglieri regionali in questo momento, che è il Marco, il Montanariello e la Erika Baldin. Noi dobbiamo assolutamente puntare alla riconferma. Marco, vorrei ricordare una cosa,
ovviamente parlo di Marco, come mi va bene anche assolutamente il Montanariello, dalla Erika purtroppo 5 Stelle non vogliono il terzo mandato, quindi pare difficile che si possa ricandidare, ma comunque il fatto che a volte, ma lo dico proprio perché è la realtà, ricordo benissimo il periodo in cui avevamo in regione Carlo Alberto Tesserin e Lucio Tiozzo. Ovviamente Lucio Tiozzo l'opposizione era sempre giustamente sulle barricate e Carlo Alberto, essendo in maggioranza, aveva un altro tipo di atteggiamento. È la stessa situazione che si trova Marco Dolfin. Marco Dolfin è in maggioranza, è chiaro che non si può mettere a fare, tra virgolette, il garibaldino, con tutto il rispetto di quello che fa Montanariello, che fa benissimo a farlo a mio avviso, nessuno lo... ecco, quindi noi abbiamo assolutamente necessità, le elezioni regionali sono dietro l'angolo perché non manca tanto e quindi io continuerò a spingere a tutta forza, quindi il mio augurio di compleanno è anche un augurio che tu venga riconfermato e noi vogliamo che i nostri consiglieri regionali vengano riconfermati, al di là del colore politico. Io ti ringrazio Andrea, tra l'altro c'è un buon feeling tra gli altri amici e colleghi di regione, Jonathan e anche Erika, dunque a maggior ragione. Ovvio, ognuno ha il suo ruolo, però quando è il momento di far squadra noi lo facciamo, anche se magari non mettiamo i cartelloni, perché qualcuno può pensare quello che vuole, però si deve ricordare che all'interno del Consiglio regionale noi che siamo lì sappiamo come funziona, quali sono i meccanismi, abbiamo imparato e dunque a maggior ragione si deve capire che ognuno fa una propria parte, ma lo fa proprio per portare avanti gli interessi della nostra realtà territoriale.